Un viaggio all'estero e poi al ritorno a casa a Castelfranco i sintomi sospetti. Ora le analisi hanno confermato si tratta di dengue, infezione virale trasmessa all'uomo dalle zanzare, le tigre in particolare, che hanno a loro volta appunto una persona infetta. Sulla base delle indicazioni della Regione Veneto dopo la comunicazione da parte dell'ULSS 2, il sindaco di Castelfranco ha firmato un'ordinanza per la gestione dell'emergenza. C'è stata notificata oggi da parte dell'ULSS una nota con un caso di dengue di un cittadino che ha frequentato una zona infetta e quindi è stato contagiato da questo virus. Partiremo come da protocollo regionale con la disinfestazione delle zone limitrofe alla residenza di questo castellano, con trattamenti larvicidi e adulticidi in modo da eliminare potenzialmente la zanzara, quella che veicola il contagio. Oltre alla disinfestazione ad opera del comune attraverso una ditta specializzata che procederà fino a martedì 16 agosto, viene chiesto ai cittadini di mettere in atto tutta una serie di comportamenti precauzionali: chiudere le finestre durante la disinfestazione, non lasciare contenitori dove possa accumularsi l'acqua e comunque svuotarli o chiuderli con coperchio o zanzariere, trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con prodotti larvicidi, tagliare l'erba e tenere i cortili puliti da foglie, erbacce e ogni tipo di rifiuto. È inoltre raccomandato, nelle zone interessate dalla disinfestazione, di raccogliere frutta e verdura dagli orti prima del trattamento e tenere al chiuso gli animali domestici, lavando poi ciotole o giochi per bambini rimasti all'esterno.